Buonasera da Telefriuli e bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale, un weekend estivo perfetto per le escursioni, sono stati però anche tanti gli incidenti o i malori in montagna. Sono stati invece tratti in salvo la scorsa notte i 3 giovani stranieri che avevano cercato di raggiungere il bivacco Vueric in tuta, in scarpe da ginnastica e si sono persi, hanno perso la traccia facendosi poi cogliere dal buio senza pile frontali e senza imbragatura. Alle 3:40 della scorsa notte sono stati tratti in salvo. Volevano raggiungere il bivacco Luca Vueric per trascorrervi la notte attrezzati con cibo e sacchi a pelo ma con calzature sportive da città. I 3 escursionisti residenti in Germania, tutti del 2001 che erano partiti nel pomeriggio di ieri, probabilmente molto tardi, sono stati soccorsi la scorsa notte dalla stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e dalla Guardia di Finanza. Gli 8 soccorritori, divisi in 2 squadre, si sono portati in quota a piedi in circa un'ora e mezza di cammino e hanno poi individuato i ragazzi seduti tra le rocce a circa 2300-2400 metri di quota a margine del sentiero attrezzato della catena del Montasio Ceria Merlone. Avevano inizialmente seguito proprio questo sentiero, ma poi a causa del buio avevano perso la traccia e si sono trovati impauriti senza imbracatura né casco, in tuta da ginnastica e con calzature non adeguate. Spaesati e disorientati, senza torce frontali, hanno dunque allertato i soccorsi. Una volta raggiunti sono stati dotati di imbragature legate alla corda e accompagnati lungo il sentiero di rientro da cima di Terrarossa. L'intervento si è concluso alle 3:40 della scorsa notte. La fama del bivacco Luca Vueric e la sua apparente facilità di accesso, spiegano dal Soccorso Alpino, rendono questo bivacco fortemente richiesto anche da persone che sottovalutano il percorso di avvicinamento che va sempre e comunque affrontato, si raccomanda, con tutte le attrezzature del vestiario necessarie al contesto di montagna, ma anche valutando attentamente i tempi di percorrenza in base alla propria esperienza e alle proprie capacità. E anche oggi tanti gli interventi di soccorso che sono stati necessari dalla montagna pordenonese fino al Tarvisiano. Domenica estate, voglia di fuggire dal caldo per una escursione in montagna, ma non sempre tutto va al meglio. Per il Soccorso Alpino Regionale è stata una giornata impegnativa con diversi interventi su tutto l'arco montuoso. A Barcis un ciclo escursionista che scendeva in mountain bike in Val Caltea è caduto dopo aver preso una buca e ha sbattuto violentemente al suolo, rimediando un forte trauma cranico nonostante il casco, una frattura a un braccio e altre scoriazioni. È stato portato in elicottero all'ospedale di Udine. È stata poi attivata invece la stazione di Cave del Predil assieme alla Guardia di Finanza per un uomo che è scivolato vicino al fontanon di Goriuda, battendo anche in questo caso la testa. Un quarantenne di Sacile ha avuto un malore nei pressi dei laghetti Zoufplan nel comune di Cercivento. Era molto affaticato, non riusciva a proseguire, spaventato per un probabile colpo di calore. È stato raggiunto dalle squadre di terra della stazione di Forniavoltri, del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza e caricato in elicottero fino all'ambulanza che l'ha portato a Tolmezzo. Sono scattati poi altri 2 interventi di soccorso quasi simultaneamente, il primo sotto il Mangart per una donna slovena in difficoltà a Tramonti di Sopra, alle Pozze Smeraldine, per una probabile ischemia che ha colpito una persona. Per la famiglia di Giampaolo Baggio invece dopo il lieto fine è il tempo dei ringraziamenti, stiamo parlando dell'uomo che era disperso sul Mataiur da sabato 25 giugno e che ieri è stato ritrovato. Il papà Lorenzo e la mamma Anna Maria, le sorelle Agnese e Maria Pia e i fratelli Giacomo e Matteo raccontano la gioia immensa della buona notizia e ringraziano tutti quelli che hanno partecipato a qualunque titolo alle ricerche sia per parte italiana che per parte slovena. Anche i volontari, oltre che al personale ufficiale del Soccorso Alpino, regionale, della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Locale di Udine, Carabinieri, Protezione Civile, Eli Friuli, al Centro di Cooperazione Interforze Tormager, il Soccorso Alpino sloveno. La preparazione straordinaria, ma anche l'umanità di queste persone sono state per noi una garanzia, scrivono. È stato un lavoro fatto con grande intelligenza, ma anche con tanto cuore. Poi ci sono i ringraziamenti per tutta la comunità di Gonars e a Don Michele per le preghiere e l'affetto.
C'è stato un furto, è stato portato via l'intero incasso di una serata di festa a Dignano. La cifra è fra i 15 e i 20.000 euro. Non è iniziato nel migliore dei modi il Festival della birra di Dignano, che si è aperto venerdì 1° luglio e che già nel secondo giorno di festeggiamenti ha subito un furto di entità importante. Il bottino dei ladri, pare dei professionisti, è di una cifra compresa tra i 15 e i 20.000 euro. Tutto è accaduto attorno alle 3 del mattino sotto gli occhi di alcuni testimoni. Uno degli organizzatori aveva appena collocato nella propria auto, parcheggiata a ridosso dei chioschi, una parte dell'incasso. Nemmeno il tempo di salutare gli amici quando 3 persone, tutte con addosso mascherine chirurgiche nere, hanno fatto esplodere con un oggetto il vetro della macchina e prelevato la borsa contenente il denaro in contante. I malviventi si sono quindi dileguati con la loro auto, che era stata parcheggiata quasi a fianco di quella che ha subito il furto. Come detto, diverse le persone che hanno assistito alla scena e che sono state in grado di fornire agli inquirenti informazioni sul modello e sulla targa dell'auto dei ladri. Mezzo che potrebbe essere stato rubato. Al momento le indagini sono in pieno corso. Vendevano alcolici nonostante il divieto della nuova ordinanza, per questo la Polizia Locale di Udine è intervenuta in un mini market di Borgo Stazione. 400 euro di multe, 200 fra lattine e bottiglie di alcolici sequestrate dalla polizia locale. È il primo provvedimento dopo l'ordinanza del sindaco Fontanini, che ha rimodulato le chiusure dei locali presenti nella zona di Borgo Stazione. Nel caso specifico ad essere sanzionato è stato un mini market che aveva messo in vendita, anche questo vietato dalla nuova ordinanza, sostanze alcoliche refrigerate. In barba a chi ci definisce sceriffi, ha commentato l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani, stiamo cercando di considerare quei residenti che prima del nostro mandato, in 15 anni, sono stati dimenticati. Anzi, l'esponente della giunta Fontanini promette che la presenza, soprattutto nelle ore serali, della polizia locale sarà rinforzata, visto che c'è in progetto di far fare più straordinarie al personale. Agenti che hanno poteri limitati, secondo Ciani, visto l'attuale quadro normativo, che molte volte annulla il grande lavoro effettuato anche sul fronte dello spaccio. Ultimo sequestro in Viale Palmanova, dove ad uno straniero sono stati sequestrati 100 grammi di droga. Si tratta per lo più, sostiene Ciani, di episodi di microspaccio che dimostrano come purtroppo l'offerta di droga è tanta perché molta è la domanda. L'aggiornamento Covid con 1.013 nuovi contagi oggi su 4.442 tamponi effettuati. Sono morte 3 persone con Covid nelle ultime 24 ore, una a Udine, 2 a Gorizia, 7 le persone in terapia intensiva, 162 negli altri reparti. La prefettura di Pordenone ha attivato un gruppo di lavoro permanente per contrastare la violenza di genere. Contro la violenza di genere, le istituzioni del Friuli Occidentale fanno squadra attraverso uno specifico gruppo di lavoro in sede di conferenza provinciale permanente. Questo osservatorio, coordinato dalla Prefettura e composto da rappresentanti dell'autorità giudiziaria, delle forze dell'ordine, dei comuni degli ambiti socioassistenziali e dell'ASFO, sarà integrato con la presenza degli enti e delle associazioni coinvolte e avrà compiti di raccolta e analisi dei dati territoriali sul fenomeno per calibrare le iniziative di formazione, intervento e sostegno, rapportandosi poi con l'osservatorio regionale e gli altri attori operanti sul territorio. Il gruppo, che già oggi si è riunito per tracciare le strategie future, avrà come missione quella di mettere a sistema i diversi progetti e le iniziative, implementando le forme di collaborazione e sinergia della rete di protezione interistituzionale già presenti. Questa proposta, fanno sapere dalla Prefettura di Pordenone, accolta con favore da tutti i partecipanti, consentirà di agire secondo un modulo operativo snello che, a cascata, includerà il prezioso contributo dei numerosi soggetti impegnati su questo fronte. Il gruppo di lavoro si riunirà con cadenza periodica trimestrale a partire da settembre. Si è concluso a Trieste il percorso della fiaccola alpina. Vediamo il servizio. La fiaccola alpina ha concluso la sua corsa a Trieste dopo essere partita da Udine, dalla caserma di Prampero, sede storica del comando Brigata Alpina Giulia. Una corsa iniziata il 6 giugno da Ventimiglia. La staffetta ha sostato in religioso silenzio all'interno della sede Cimeli della Giulia, per poi iniziare la marcia verso il capoluogo regionale, dando l'appuntamento a tutti gli alpini d'Italia dall'11 al 14 maggio 2023 per la 94esima adunata nazionale, che sarà ospitata a Udine. Quindi dal capoluogo friulano la staffetta è partita verso Trieste, passando da Cargnacco e ancora è entrata nella splendida città di Palmanova attraverso Porta Udine e poi avanti per sostare nella Basilica Patriarcale di Santa Maria Assunta di Aquileia. I corridori hanno proseguito lungo la statale 14 che passa all'interno del Sacrario Militare di Reggio Emilia. Dopo il Sacrario la staffetta ha reso gli onori al monumento ai caduti della divisione Alpina Giulia al Parco delle Rimembranze di Gorizia. L'ultimo tratto, nell'ultima tappa in provincia di Trieste, è iniziato da Villa Opicina, l'ultima staffetta composta dalle penne nere dell'8° e dai baschi neri di Piemonte, oltre agli instancabili amici dell'ANA delle sezioni di Trieste e Udine, è scesa all'altopiano carsico che
sovrasta Trieste, passando prima per il santuario di Montegrisa e poi al castello di Miramare. La staffetta a Trieste ha visto arrivare in Piazza Unità più di 50 staffettisti. Nel capoluogo regionale gli alpini sono sempre stati numerosi e anche l'affetto dimostrato all'arrivo della staffetta da parte dei triestini scesi in Piazza Unità testimonia l'attaccamento alle penne nere. Ad accogliere la staffetta tra le autorità il sindaco di Trieste di Piazza. Banali, sporadici, esuberanti episodi, magari strumentalizzati e agitati ad arte, non possono macchiare gli alpini e chi ha dato la vita per la patria. Così il primo cittadino che ha fatto riferimento alle polemiche seguite alle presunte violenze in terra romagnola nell'ultima adunata nazionale. Ci spostiamo a Grado, dove si è rinnovato l'antico rito del perdon. In nome di Dio, avanti! È dal 1237 che la comunità di Grado rinnova il proprio voto alla Madonna con il tradizionale perdon. Anche questa volta la processione dalla Basilica di Santa Eufemia all'isola di Barbana ha richiamato centinaia di fedeli visitatori prendendo parte al pellegrinaggio che si tiene ininterrottamente dal Medioevo. Un momento che ha visto protagonisti il parroco Monsignor Paolo Nutarelli e l'arcivescovo Carlo Roberto Maria Redelli, il quale ha richiamato i valori della Chiesa e il perdono, non la condanna, mentre il sindaco Claudio Kovac ha ricordato che questo è stato l'ultimo viaggio della nave ammiraglia Stella del Mare. Da oggi, infatti, l'imbarcazione è in pensione a causa dei lunghi anni di servizio. Rinnovato l'appello quindi a contribuire alla colletta per l'acquisto della sua sostituta. Da Grado a Lignano il Giova Beach Party è oggi alla sua seconda giornata dopo che ieri nel concerto Fiume di Lorenzo Cherubini ha attirato oltre 30.000 persone. Giovanotti ha incantato i suoi fan e ha trovato il tempo di celebrare anche una coppia che a settembre convolerà a nozze. Oggi appunto la seconda giornata, Luna Lignano invasa da turisti come in alta stagione, sono tanti gli ospiti che con Giovanotti danno vita al Giova Beach Party, tra questi ieri c'è stato anche Gianni Morandi. Lo sport con il Friuli Venezia Giulia, protagonista ai Giochi del Mediterraneo, oro per Zanni e per Aurora Berton. 2 ori, uno nel sollevamento pesi con Mirko Zanni e uno nella velocità con Aurora Berton. E non è tutto qui. Gli atleti regionali in gara ai Giochi del Mediterraneo hanno regalato grandi soddisfazioni ieri a Orano, in Algeria. Il pordenonese Mirko Zanni, bronzo olimpico di Tokyo, si è confermato ad altissimi livelli, ha conquistato l'oro nello strappo, categoria fino a 73 kg con 150 kg e il bronzo nello slancio con 177 kg, nuovo record italiano. Nel nuoto c'è una Mizzao di nuovo competitiva, la Codroipese è giunta terza nei 200 stile libero. L'atletica poi vede l'Italia ancora al top, oro sia al maschile che al femminile per i quartetti azzurri della 4%. Tra le donne sorridono Irene Siragusa, Gloria Hooper e Ioannelis Herrera Abreu, ma anche nel quartetto la palmarina Aurora Berton, insieme hanno battuto Francia e Cipro. E ancora soddisfazioni sono attese con Sofia Dodorico nella pallavolo che ha conquistato la finale dopo aver battuto la Spagna con la squadra italiana, ma c'è anche la scherma con Giulia Rizzi, insomma ancora tante gare da vivere. Noi chiudiamo con il basket perché dopo la storica promozione in A2 va avanti la storia d'amore tra la UEB Gesteco Cividale, coach Stefano Pilastrini, blindato per le prossime 3 stagioni. Davide Micali ci ha commentato. Abbiamo ritenuto doveroso ripartire dal Pilla, da un maestro di basket che ha voluto salire a bordo con noi 2 anni fa quasi a scatola chiusa e ci ha portato in Serie A in neanche 24 mesi. Ora ci si butta a capofitto sul mercato per costruire la squadra, sempre che comunque nel segno della continuità. E noi ci fermiamo qui, grazie per aver seguito il nostro telegiornale. Buona serata.